A Villafranca, provincia di Asti, nel dicembre del 68, una fanciulla viene rapita. 6 mesi prima la tredicenne lascia la casa a Cantarana, Briccobarrano dei genitori, lascia i fratelli per non più fare in bicicletta la brutta strada dalla sua casa fino alla scuola. E Villafranca, un paesino di contadini, e la ragazza viene ospitata da un suo zio. La tredicenne, brava scolara e ubbidiente, i suoi zii sono orgogliosi di ospitarla. Maria Teresa sta sempre in casa, tranne una volta che va a ballare con i coscritti e le sue amiche. Anche alla fiera che c'è al paese va sulla giostra a divertirsi un pomeriggio con le sue amiche. Nella stanzetta dove dormiva presso gli zii viene trovato un sacco vuoto accanto al letto, una scaletta che è servita per rapimento è appoggiata là sulla neve fino al balcone. Carabinieri e polizia son senza tracce, le battute per le campagne non danno esito. 20 dicembre, ecco il postino che trapelato ha una lettera per la famiglia della ragazza. Il foglio dice: oh cara mamma, caro papà, state tranquilli, sono con gente che mi vuol bene. E poi continua: io un giorno guadagnerò molto denaro, sto con amici, gente per bene. Poi la fanciulla vien segnalata in molti luoghi, prima a Torino, poi a Milano, quindi a Chivasso. La polizia, sempre in allarme, è sguinzagliata in tutta Italia. Ogni ricerca risulta vana, la malavita l'ha irretita, la tredicenne ora è caduta nel labirinto senza uscita, nel labirinto senza uscita, nel labirinto.